Bentornati su Zwissenberg Channel News, edizione straordinaria per questo spoglio delle schede del referendum delle trivelle. I primi exit poll sono altamente negativi perché per quanto ne sappiamo attualmente solo il 32 attualmente 0,0% degli italiani avrebbe espresso la propria opinione e quindi il quorum non si sarebbe altamente raggiunto. Sappiamo che 72.800 comuni su 9.377 sono stati selezionati, quindi è quasi finito lo spoglio. Sappiamo che il sì sta vincendo con l'83% delle preferenze, mentre il no 16%, tuttavia vincerà il no perché non è stato raggiunto di fatto il quorum, almeno per ora. Noi stiamo seguendo in particolar modo Padova, che è una delle... Ecco, adesso sono arrivati anche i dati di Padova, con 94 sezioni già arrivate, 41% l'affluenza, 87% con 2.671 voti avrebbe votato sì, mentre il no con 12,6%, 386 voti. Tra le province che hanno votato di più c'è Potenza con il 49,1%, Matera con il 53%, Taranto 41, Brindisi 40, Lecce 47, mentre Padova, appunto, del nord Italia è quella che ha votato di più, per quanto ne sappiamo attualmente, ovviamente, perché lo spoglio è ancora in corso, tuttavia appunto sta terminando e il quorum non sarebbe comunque stato raggiunto. C'è stata una giornata dalle 7 alle 23 di voto, nella quale appunto i nostri amici pecoroni italiani, tra cui ce ne sono parecchi, non io perché sono andato, non hanno espresso la loro opinione su... ricordiamo qual era il tema di questo referendum delle trivellazioni. Volete che quando scadranno le concessioni vengano fermati i giacimenti in attività nelle acque territoriali italiane, anche se ancora con gas o petrolio? Questo era il quesito che vi veniva chiesto. In pratica, votando sì dicevate no, perché è un referendum abrogativo, mentre no sì, quindi no continuavano a trapanare quello che succederà adesso. Le concessioni potranno essere rinnovate, mentre con il sì, una volta che la concessione era terminata, non poteva essere rinnovata se il giacimento si trovava all'interno delle 12 miglia. Vediamo se abbiamo qualche aggiornamento. Nel frattempo stava andando anche in conferenza stampa Matteo Renzi, che ricordiamo ha espressamente detto di non andare a votare. Di fatto, se io andassi a vedere, aspettate, la sua provincia, Firenze, ha solo il 20% delle persone votanti. Firenze 20%, quindi si vede che gli stanno dietro a Renzi, perché ovviamente Renzi è fiorentino. Adesso vediamo le dichiarazioni stampa, eccoci qua. Allora, Renzi vota il 30%, quorum non c'è, Renzi demagogia non paga. In pratica Renzi ci sta sfottendo come al suo solito, quanto gli piace. Ha vinto in questo caso perché lui ovviamente non era a favore di questo referendum delle trivelle. Adesso vediamo se mi danno anche, ecco, già qualche pezzettino. Ok, l'affluenza alle urne è stata del 30%, ha vinto chi lavora sulle piattaforme, ha detto il premier Matteo Renzi in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Ha perso chi ha voluto, conta a tutti i costi. Qua il giornalista è un po' ubriaco, poveretto, tardi, ma quelli dell'ANSA
non capisco questa frase. Vabbè, insomma, l'affluenza comunque, adesso vediamo, aggiorniamo un attimo i dati. 32.2%, 75.000 comuni circa visionati, continuano a essere bassi. No, è praticamente impossibile, matematicamente impossibile che il quorum venga raggiunto, per carità. Io spero per le prossime leggi, ad esempio quella che si può firmare presso tutti i comuni, che è per ora solo una raccolta firme per la legittima difesa in casa propria, almeno quella l'andate a firmare, perché insomma mi pare un tema già più concreto, perché come avevo già detto nelle edizioni precedenti, il tema delle trivelle era comunque complicato e complesso nel suo essere, perché molte persone non è che afferrassero il concetto. Le trivelle sono sì più da tecnici, diciamo, che da persone comuni, e qua forse servivano più i tecnici per dare una propria opinione. Ovvio che noi contiamo come cittadini, la Repubblica è fondata anche sul voto di ogni cittadino. Se al referendum andavano a votare, questi cittadini magari davano anche segni di vita, ma a quanto pare qua tutti morti, perché domani vedremo 100.000 persone che si lamentano, però non sono andate a votare di fatto, quindi vediamo un po' le cose come stanno. 84% di sì e 15% di no, quindi comunque avrebbe stravinto il sì. Tuttavia ha perso, perché se non si raggiunge il quorum ovviamente non se ne fa niente. Questi elettori, 50 milioni, che cavolo stavano facendo, dormendo tutti? Hanno avuto una giornata dalle 7 alle 23. Eppure adesso vediamo i dati di Padova, perché dovrebbero essere stati aggiornati, che ricordiamo essere per ora quella che nel nord Italia ha avuto una maggiore affluenza. Sì, 41.4%, 86% sì e 13% no. Invece continua Matera, che per ora Matera nel sud è quella con la maggiore affluenza di tutta Italia, 53.3%, l'unica che in sé avrebbe raggiunto il quorum di fatto, perché le altre no. Neanche Potenza, che la segue col 49.1%, non l'ha raggiunto di fatto il quorum. 41% Taranto. Vediamo, ci spostiamo in Sardegna, vediamo un po' di di province, scusate, della Sardegna. Allora, Sassari 31.0%, Olbia Tempio 28.9%, una delle peggiori, Nuoro 32%, Oristano 36%, Ogliastra 25.3%, Cagliari 32.1%, Medio Campidano 32.9%, Carbonia Iglesias 29.2%. Quindi insomma, comunque anche in Sardegna la provincia che ha avuto una maggiore affluenza è stata Oristano col 36%. Le altre, mi pare la peggiore, vediamo, sì, Olbia Tempio con il 28.9%. Ci spostiamo in Sicilia, che è praticamente quasi negativissima, la Sicilia proprio. Allora, partiamo da Messina 28.5%, Catania 29.6%, Siracusa 26.3%, Ragusa 29.4%, Caltanissetta 22.5%, Enna 25.6%, Palermo 25.4%, Agrigento 30.6%, Trapani 33.6%, Trapani che è la migliore, mentre mi pare Messina sia la peggiore con il 28.5%. Andiamo a vedere nel sud Italia adesso. Reggio Calabria 22.3% di affluenza, Vibo Valencia 23.1%,
Catanzaro 29,8%, Crotone 24%, Cosenza 30%, e poi qui c'è tutta una fascia dove ci sono stati i voti maggiori d'Italia, circondata da tutti quelli peggiori. Non si sa perché, mi pare che quella fascia coincida dove il PD aveva perso la maggior parte dei voti, e di fatto ci sta come cosa. Quindi Potenza 49,1%, Matera, come dicevo, che è l'unica che ha raggiunto autonomamente il quorum, 53,3%, complimenti a Matera, veramente. Taranto 41,7%, Lecce 47,5%, Brindisi 40%, Bari 30%, Barletta, Andria, Trani 37,6%, Foggia 36,4%, Avellino 29,8%, Salerno 27,6%, l'Avellino te l'ho già letto, e Napoli 16%, Napoli 16%, penso sia una delle peggiori che ho letto, a parte qua no, neanche Belluno, aspettate perché è Bolzano, ma Bolzano d'accordo 17%, no? Appunto di più addirittura Bolzano, vediamo Aosta, dov'è? 34 addirittura, cioè, ma ci rendiamo conto perché a Napoli 16? Napoli, cioè, no, Napoli è piena di abitanti, è una delle città con più abitanti, province con più abitanti d'Italia, 16% di affluenza, e mannaggia loro. Vabbè, continuiamo. Benevento 25,2%, Avellino, ancora Avellino, Caserta 24%, Isernia 29%, Campobasso 33,2%, Chieti 39,6%, L'Aquila 31%, Frosinone 26,3%, Latina 26,3%, adesso siamo in centro, Roma 31,4%, anche a Roma sono la capitale, perché in capitale che c'è, adesso non mi ricordo più, ma è palesemente piena di abitanti che non vanno a votare. Cosa state facendo voi? Rieti 28,3%, qui saranno andati al mare. Teramo 35,4%, Ascoli Piceno 32%, Fermo 31,5%, Macerata 32%, Ancona 30%, Perugia 28%, Terni 28%, si sono messe d'accordo? No, sono un po' diverse. Viterbo 30%, Grosseto 27%, Siena 30%, Arezzo 26%, Forlì Cesena 31%, Rimini 34%, Pesaro e Urbino 35% di affluenza, Livorno 34%. Aspettate che si stanno aggiornando i dati. Allora, nel frattempo si sono aggiornati i dati, abbiamo l'affluenza del 41,5%, ma si sono chiuse le operazioni, quindi ufficialmente sappiamo che con il 41,5% il quorum non è stato raggiunto. Si sono appena chiuse le operazioni, da quanto ci risulta a noi, e quindi con l'86,7% avrebbe vinto con 19.709 voti il sì, mentre con 13,3% e 3.026 voti avrebbe palesemente perso il no. Tuttavia la cosa non è successa perché, come vi ho appena detto, il quorum non è stato raggiunto, quindi ha vinto il no, di fatto. Il no ha vinto, stravinto, perché se nessuno è andato a votare, ricordo che alcuni politici della maggioranza avevano proprio invitato a starsene a casa, cosa contraria alla Repubblica secondo me, perché se siete in una Repubblica usate il potere di voto, no? Vabbè, continuiamo a leggere i risultati, ci arriviamo quasi a nord. Allora, Lucca 29,5%, Pistoia 28%, Prato 28%, Bologna 36,9%, Ravenna 29,9%,
Ferrara 35.9, Modena 37.2, Reggio Emilia 36.4, allora Massa Carrara 29.2, La Spezia 32.1, Genova 9.9, 9.9 a Genova. Ora spiegatemi perché nelle grandi province ci sono le minori affluenze. Ma sono tutti impazziti sti abitanti. 9.9 a Genova, capisco la bella giornata, ma siete andati tutti al mare, tutti all'acquario a passeggiare, ma andateci alle urne, no? 9.9 peggio di Napoli che adesso è 17.3%. Capiamoci. Savona 33.2, Imperia 28.1, Cuneo 29.6, Asti 29.4, Torino 35.8, Aosta 34.0, cioè fa pensare che Aosta sia il 34.0 ad Aosta. Non è che ci sono molti abitanti ad Aosta, come a Napoli 17.3, a Genova 9.9, a Roma 31.4 e non penso neanche a Matera che ci siano tutti questi abitanti, eppure 53.1. Come mai? Presa di coscienza? Vercelli 28.0, Verbano, Cusio, Ossola 27.5, siamo nel nord d'Italia, Vercelli 28.8, Asti, Alessandria l'ho già letta, Pavia 28.5, Milano 32.6, anche Milano è grande Milano, ok? E praticamente mi pare che abbia più abitanti della capitale, eppure non ha nemmeno sfiorato il quorum. Mistero anche qua. Varese 30.6, Como 29.7, Lecco 29, Sondrio 21.5, Bergamo 31, Cremona 29.4, Lodi 29.8, Brescia, grandissima anche questa di territorio, 28.9, Mantova 33.5, Verona 33.5, si sono messi d'accordo? Trento 31.6, non 33, vabbè. Sondrio 21.5, Bolzano 17.5, Belluno 29.2, Udine 30, Venezia 39.8, Pordenone 32.0, Rovigo 39.3, Ferrara 35.9, Vicenza 38.8 e per finire Padova, che è quella col maggior numero di affluenza del nord Italia, 41.5%. Quell'affluenza l'ho creata tutta io modestamente andando a votare con il mio voto potentissimo. A Padova non so perché c'era anche la maratona oggi, come sapete perché sta andando adesso in onda il servizio sul telegiornale con Thomas, sì. C'era la maratona e quindi tendenzialmente gli abitanti stavano alla maratona o comunque erano impediti ad andare a votare, eppure ci sono andati e hanno fatto la maggior affluenza del nord Italia. Qui italiani caproni che sanno solo commentare. Andiamo avanti, allora aggiorniamo, ma le operazioni si sono chiuse, 41.5% a Padova, vediamo qua, 32.2% in Italia. Non hanno finito di scrutinare, ha finito a Padova, scusate, ho letto male i dati, stavo leggendo Padova ha 41.5% di fatto, e mentre in tutta Italia avevo sbagliato scheda, stanno ancora, si è bloccata tutta Italia è un po' più lenta, eccola qua, 32.2%, ancora meno, intanto il quorum non lo raggiungiamo neanche se lo vogliamo,
Comunque anche qui in tutta Italia 76.0% del sì. È inutile dire gira rigira, sempre quella la sostanza. Andiamo a vedere se Renzi, che bellissima foto che gli hanno messo sull'ANSA di Renzi, hanno messo una foto molto espressiva. Referendum ciaone di carbone al quorum, è polemico, sì. Niente, Renzi aveva fatto alle 23:05 una conferenza stampa in quale, per chi si fosse collegato adesso, espressamente secondo me ci ha un po' sfottuto, nel senso, lui aveva detto non andate a votare, statevene pure a casa, e di fatto un referendum che lui non voleva perché è stato deciso dalle regioni, ecco che niente quorum, quindi nonostante il sì avrebbe stravinto perché appunto con larga maggioranza del 76.0, eccolo qua, 2.442 voti, avrebbe stravinto sul no col 24.0%, capiamoci. Però tuttavia sto quorum niente da fare. Attualmente mi risultano scrutinati 79.000 province su comuni, stavo dicendo bene. Che ore sono? Mezzanotte 8, si sente. 79.000 comuni su 93.000. Il quorum ovviamente non è che cambierà molto, mettiamo 2-3 punti, non di più. Quindi di fatto, come ho già detto e ribadisco, il quorum non è raggiunto. Ora ad ottobre ci sarà, dovrebbe esserci un nuovo referendum. Cerchiamo di invitare gli amici italiani, e ricordandogli che sono italiani anche loro e che non esiste solo scappare da questo bellissimo paese, perché se scappate poi tante scarpate in culo, perché porca miseria, almeno votate, perché estero compreso, dice qua la votazione, vuol dire che puoi votare all'estero. E perché non lo fai? Ricordati le tue origini, no? No. E quindi non è che ci sia molto da commentare ormai. Sono un po' disperato per questa Italia che va sempre un po' peggio, ma così è purtroppo. E quindi io non ho più niente da dirvi se non andate a votare al prossimo referendum, perché amici miei votare conta, contate tutti voi, ognuno di voi. Io ho votato, non è che mi sento meglio, però sento di aver fatto qualcosa che devo fare e voglio fare per cambiare il mio paese. Vediamo se si sono aggiornati i dati nel frattempo. No, non si sono aggiornati i dati, 32.2% l'affluenza generale, e quindi quella rimarrà. Non penso che appunto come variazioni. L'ultimo aggiornamento è di mezzanotte 6, mezzanotte 9 adesso, così è, così va, così è andata. E quindi grazie per averci seguito in questa piccola diretta, perché ovviamente se si raggiungeva il quorum poteva essere anche più interessante parlarne, ma no. Di Sufficient Channel, noi ci rivediamo allora appunto con l'edizione locale domani alle 20:30, edizione delle news invece nazionale va in onda questa sera all'1, tocca anche andarla a registrare, che bellissima cosa. E la maratona di Padova, come dicevo, andrà in onda domani con i servizi locali e poi giovedì con il servizio grande nazionale. E io penso di avervi detto tutto per questa sera qui da Sufficient Channel. È tutto, vi ringrazio per averci seguito e noi ci rivediamo appunto domani sempre qui, sempre su Sufficient Channel News. Grazie per averci seguito.